Sei pensionato e vuoi servizi di qualità per te e la tua famiglia? Iscriviti e sostieni la CISL Pensionati. Avrai più tutele e vantaggi e potrai stampare i dati della tua pensione, il CUD, l'OBSIM, necessari per la dichiarazione dei redditi. Inoltre, i possessori della card CISL possono fare acquisti ed usufruire di sconti, convenzioni, buone spese ed altro ancora. Per ulteriori informazioni e ricevere la consulenza adeguata, vienici a trovare nella sede FNP CISL a te più vicina. Attenzione, attenzione, Udine che interviene. Keram ha segnato il gol del vantaggio sulla promozione su sanitari, ceramiche e accessori per la tua casa. Sei vincente? Keram ti fornisce l'assist giusto per fare gol davanti a tutti. Keram si trova a Tavagnacco in via Nazionale 56 di 1, aperta tutti i giorni, esclusa la domenica. Keram, non perdere l'occasione. La nostra emittente, in occasione dell'87esima adunata nazionale degli alpini a Pordenone, che si è svolta dal 9 all'11 maggio scorso, mette a disposizione di chi volesse un DVD con le riprese dell'adunata fatte da numerose gru da un'altezza di 50 metri. Il costo del DVD è di 30 euro, con la possibilità di spedirlo in tutta Italia. Per qualsiasi informazione o prenotazione potete chiamare i seguenti numeri: 0434 55 5486 o 0434 55 14 55. Ripetiamo: 0434 55 5486 oppure 0434 55 14 55. Gli alpini, un'occasione unica da rivedere. Tragedia della montagna, domenica mattina sul monte Jof Fuart, sulle Alpi Giulie. Riccardo Aita, classe 1959, residente a Osoppo, è morto durante un'arrampicata. L'uomo stava scalando cima Castreina, 50 metri dalla vetta, quando ha perso il controllo ed è caduto per qualche centinaio di metri, morendo sul colpo. Alla tragica caduta verso Forcella Mosè, dovuta, si presume, a causa di un errore o di un improvviso malore, hanno assistito impotenti i 3 compagni di scalata che avevano appena raggiunto la cresta salendo per la via normale. Quando mancavano 50 metri alla vetta, l'uomo è scivolato. Alla caduta, come detto, hanno assistito i 3 amici dell'escursionista e 2 alpinisti sloveni. Sul posto sono intervenuti gli uomini del soccorso alpino e quelli della Guardia di Finanza di Sella Nevea e i sanitari a bordo dell'elicottero del 118, che non hanno potuto fare altro che constatare il decesso e recuperare il corpo senza vita dell'uomo. Aita era molto conosciuto in Friuli, in quanto titolare di una concessionaria d'auto a Gemona. La salma è stata portata a valle per poi essere trasportata nella cella mortuaria del cimitero di Tarvisio, dove tuttora si trova a disposizione dell'autorità giudiziaria. La vicenda delle latterie friulane, dopo il blitz dei carabinieri del NAS che hanno praticamente bloccato la produzione a oggi e scoperto insomma, che lì alle latterie friulane facevano cose che non si doveva fare, crea un po' di subbuglio anche fra i sindacati e i lavoratori. Il passaggio alla Canarolo sembra a questo punto abbastanza distante. Voi cosa ne pensate? La CISL cosa dice di questa situazione? Sì, in realtà questa vicenda su cui faranno chiarezza gli organismi competenti, getta nel dubbio 2 situazioni che sono importantissime. Getta discredito innanzitutto sul Friuli, nel senso che questo è il secondo episodio che si verifica nello spazio di poco tempo e questo danneggia i produttori friulani che sono in massima parte onesti. E poi nella vicenda specifica allontana l'unica soluzione possibile per la latterie friulane, che è la soluzione Granarolo. Segretario Valenta, ultimi giorni disponibili per quanto riguarda la dichiarazione dei redditi, dunque la CISL Pensionati pronta a dare il servizio ai suoi iscritti? Sì, noi riconfermiamo che fino al 16 del mese, corrente mese, si può fare la dichiarazione alle 7:30. Contestualmente, ecco, a rispetto delle regole, diciamo così, manifestiamo allo stesso con una grande perplessità sull'insorgere continuo delle tasse, vedi l'IMU, TARSI e quel dir si voglia cambiando le sigle, ma la sostanza non cambia e si tassano sempre le stesse persone. Sta di fatto che alla fine si deve pagare. Sta di fatto purtroppo che alla fine si deve pagare, però quello che noi ci impegniamo soprattutto è che i ticket, soprattutto sanitari, non aumentino nella nostra regione, ma anzi vengano tolti in maniera definitiva.
Alla fine le domande che arrivano dai vostri iscritti sono le solite, no? Sì, le domande sono le solite e anche la insoddisfazione, non so, per gli 80 euro mancati anche ai pensionati, nei quali abbiamo raccolto già migliaia di cartoline di protesta nei confronti del neopresidente del Consiglio Renzi. Sta di fatto che farete qualche ulteriore azione per difendere i vostri iscritti oppure novità per il momento non ci sono? No, contiamo che entro la fine di giugno proprio di fare un'iniziativa a Roma davanti a Montecitorio in cui portiamo da tutta Italia, ecco, queste cartoline che i pensionati non sono sereni rispetto allo slogan fatto dal Presidente del Consiglio che dice siate sereni. Ecco, noi non siamo molto sereni. La comunità dei nigeriani che vivono a Udine e anche in provincia si è radunata in questa giornata che è sabato per fare un percorso fino al centro di Udine della stazione per manifestare contro queste ragazze che sono state rapite praticamente in Nigeria. E questo è il vostro motivo e volete sottolineare questa situazione che si è creata. In che maniera? Perché la state vivendo anche voi in maniera molto negativa. Infatti noi riteniamo che sia una cosa incivile, ignobile, fuori da ogni logica. Rapire 200 ragazzine, strappate dalle loro famiglie a nome di religione o quello che sia, lo riteniamo una cosa incivile, quindi perciò ci mettiamo qui oggi a protestare, a farci sentire, a dire lasciare questi ragazzi qui che sono innocenti. Tu hai sentito qualcuno in Nigeria che cosa dice di questa situazione? Queste ragazze che cosa fanno, dove sono? Sì, siamo attualmente in una situazione di stallo, nel senso che qualcuno dice che li hanno visti con il satellite, qualcuno dice che hanno rilasciato qua, però non c'è niente di definitivo. Siamo sempre in attesa, in trepidazione, sperando che non succeda niente di grave, insomma. Raul Petrilli ha parlato oggi degli UFO, ne parlerà anche a Pordenone con il nostro direttore Di Meo proprio nella sala della Regione la mattina di lunedì prossimo. UFO, quindi oggetti non identificati, anche se tanti li vedono, anche l'aeronautica, ma non si sa bene se esistono. Esistono o non esistono? Tanti avvistamenti anche sulla nostra regione. No, gli UFO sicuramente esistono. Esistono perché UFO vuol dire oggetti volanti non identificati. Questo vuol dire che non si sa che cosa siano. Noi abbiamo raccolto in questo libro 445 casi che sono quelli trovati nell'archivio ufficiale, l'unico ufficiale dell'aeronautica militare, che sono casi relativi a un periodo che va dal 72 al 2013 compresi. In Friuli Venezia Giulia di questi 445 casi ce ne sono stati 15. Ma cosa sono questi oggetti non identificati? Vengono da altre galassie, da altri pianeti? Non lo sappiamo, non sono identificati, quindi quello che si limita a fare l'aeronautica militare è fare delle ricerche che sono riferite a questioni di sicurezza al volo. Quando ci sono segnalazioni strane e non si riesce a capire che cosa è, quindi fatte le dovute analisi e indagini, non si riesce a capire che cosa siano questi oggetti, vengono inserite le documentazioni riferite a quegli avvistamenti in questo archivio che viene gestito dal reparto generale sicurezza dell'aeronautica militare. Secondo te c'è qualche cosa in top secret che non esce mai? Non lo so, è una domanda che chiaramente è una domanda importante a cui non saprei rispondere. Io direi di no, tenderei ad escludere che ci siano archivi top secret in Italia sulla materia, ma è anche vero che se sono top secret forse non lo sapremo mai. Ustica? È un caso di questi? No, non c'entra niente, Ustica non c'entra assolutamente niente, è soltanto paragonare e mettere Ustica in relazione con questi casi vuol dire mancare di rispetto ai familiari delle vittime di quella tragedia. 25,5 la percentuale di anziani a Udine, dunque una città di fatto anziana che si deve adeguare per gli stili di vita sani a questa fascia d'età. E anche un ragionamento che farete oggi è quello sulle cure palliative. Come intendete approfondirlo e portarlo avanti come comune? Il Comune di Udine si pone a fianco delle istituzioni, azienda sanitaria, azienda territoriale, scuola di specializzazione in geriatria, proprio per favorire delle riflessioni su quelli che sono i percorsi di salute dei nostri cittadini. Il cittadino va accompagnato, va
protetto va fatta una rete sempre più solida tra istituzioni. E come portare avanti questo discorso sul territorio? Lei richiede un potenziamento del territorio rispetto alle semplici strutture? Il territorio va naturalmente concepito come adesso in rete con l'azienda ospedaliera proprio per favorire la continuità dei percorsi che ci sono già in essere, che in qualche modo proteggono il cittadino anche dalla dimissione ospedaliera e per il rientro a casa. Consolidare di più la rete. La rete tra i vari operatori del settore, peraltro questo è un convegno europeo, dunque ci sono tante figure di riferimento. Ci sono tante figure di riferimento che ringraziamo per la loro partecipazione. Udine si pone come osservatorio anche culturale sull'anziano, il bisogno di assistenza diventa sempre più marcato, strategie di alleanze devono essere messe in piedi. Quali sono gli ostacoli per realizzare questo processo? Non ci sono degli ostacoli insormontabili, bisogna naturalmente, approfondire i concetti di lavorare insieme, in gruppo, medici, infermieri, volontari, l'ente locale comune è sempre accanto ai professionisti. Sei pensionato e vuoi servizi di qualità per te e la tua famiglia? Iscriviti e sostieni la CISL Pensionati. Avrai più tutele e vantaggi e potrai stampare i dati della tua pensione, il CUD, l'OBSIM, necessari per la dichiarazione dei redditi. Inoltre, i possessori della card CISL possono fare acquisti ed usufruire di sconti, convenzioni, buoni spesa ed altro ancora. Per ulteriori informazioni e ricevere la consulenza adeguata, vienici a trovare nella sede FNP CISL a te più vicina. Attenzione, attenzione, Udine che interviene. Keram ha segnato il gol del vantaggio sulla promozione su sanitari, ceramiche e accessori per la tua casa. Sei vincente? Keram ti fornisce l'assist giusto per fare gol davanti a tutti. Keram si trova a Tavagnacco in via Nazionale 56 di 1, aperta tutti i giorni, esclusa la domenica. Keram, non perdere l'occasione. La nostra emittente, in occasione dell'87esima adunata nazionale degli alpini a Pordenone, che si è svolta dal 9 all'11 maggio scorso, mette a disposizione di chi volesse un DVD con le riprese dell'adunata fatte da numerose gru da un'altezza di 50 metri. Il costo del DVD è di 30 euro, con la possibilità di spedirlo in tutta Italia. Per qualsiasi informazione o prenotazione potete chiamare i seguenti numeri: 0434 55 5486 o 0434 55 14 55. Ripetiamo: 0434 55 5486 oppure 0434 55 14 55. Gli alpini, un'occasione unica da rivedere.